Ecco, andiamo a vedere risultati e classifica dopo questo turno. È la 23esima giornata, giocata ieri. Catania Pro Vercelli 4-0, fuori casa Cittadella Avellino 2-1, Crotone Latina 2-1, fuori casa Bologna Entella 2-1, Frosinone Spezia 1-1, Livorno Brescia 4-2, Perugia Bari 1-1, a Pescara Ternana Pescara 2-1, a Varese Carpi Varese 1-0, Vicenza Trapani 3-0, mentre domani alle ore 12:30 si affrontano Modena e Lanciano. Andiamo a vedere la classifica dopo questa 23esima giornata. Il Carpi che guida sempre con 46 punti, il Bologna 40, come vedete anche dalla grafica. Queste due squadre salirebbero direttamente in Serie A in questo momento, mentre ai playoff andrebbero le altre squadre con la colorazione blu. Sono Livorno con 37, Frosinone e Spezia 35, Lanciano Avellino 33, Pescara 31, poi sempre a quota 31 Vicenza, Ternana e Pro Vercelli. Perugia e Trapani 30, Modena 28, Bari 27, Brescia 26, Entella 25, Catania e Crotone 24, Cittadella e Varese 23, Latina 21. Chiude. Sfida da centro classifica, questa è Vicenza-Trapani. Biancorossi che negli ultimi 3 turni non hanno mai vinto, i Granata arrivano invece da 2 sconfitte. Niente da fare per Bremec, in porta per il Vicenza c'è Vigorito, assente ancora Sciacca, Ciamaritaro e Lombardi, out tra i siciliani, arbitra Luca Pairetto di Michelino. Siamo al 7° minuto, il cross dal fondo di Delia, la testa di Brighenti e il Vicenza è subito in vantaggio. Tutto facile, quindi andiamo a rivedere il bel cross, l'imperioso colpo di testa del numero 7 biancorosso. 12° minuto, la reazione del Trapani, il cross ed è Cinelli che appoggia così, sfiora l'autogol, ma è sicuro Vigorito. 15° minuto, il cross di Giacomelli al volo, Moretti il suo sinistro fuori veramente di un soffio, ancora Moretti ci prova da fuori e Marcone a mani aperte respinge. Con le immagini siamo sul finire del primo tempo al 42° minuto e Cinelli che appoggia Di Gennaro, si aggiusta il pallone, il sinistro imprendibile, il Vicenza raddoppia. Da rivedere questo gol molto bello in stile calcetto, si aggiusta il pallone, poi fa partire il sinistro imprendibile. Si chiude qui il primo tempo. Ad inizio ripresa, occasione per Coco che si fa respingere a pochi passi da Marcone, la palla del possibile 3-0. E al 60°, come se non bastasse, il Trapani rimane in 10. Nadarevic, un calcio alla Varone e probabilmente una parola di troppo e il giallo diventa rosso. Quindi un'autostrada per il Vicenza, qui è la Verone, respinge la difesa e finalmente Moretti al 3° tentativo trova la rete del 3-0. Possiamo uscire con le immagini del Trapani. In campo oggi non c'è stata alcuna traccia e così salgono a 3 sconfitte nelle ultime 3 giornate. Bene invece il Vicenza che sale così in classifica, il migliore in campo è proprio Moretti, quantità e qualità. Ribadiamo il risultato: Vicenza batte Trapani 3-0. Studio.